Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. Continua questa serie di partite tratte dalle Olimpiadi di scacchi e quella che vi propongo oggi è una partita di altissimo livello giocato dal grande maestro Adli dell'Egitto contro il grande maestro spagnolo Anton Guillarro. La partita inizia così: D4 per il bianco, cavallo F6 e a questo punto cavallo F3, D5, quindi siamo ancora nel pieno di un'apertura solida. Perché affermo che sia una partita solida? Perché semplicemente dopo queste mosse centrali entrambi stanno contrastando il centro, cercando di creare un po' di simmetria che subito il bianco sbilancia con la spinta in C4. A questo punto E6 sulla scacchiera e ovviamente l'idea del nero il più delle volte è giocare alfiere B4 o comunque giustificare questa sequenza di mosse per evitare qualche linea simmetrica, appunto con alfiere B4 scacco. Si riesce in questo. Dopo G3 del bianco siamo nel pieno della catalana, quindi una trasposizione di mosse per poi rientrare in una posizione un po' più frequente. Alfiere scacco, cavallo torna indietro, ci sono tanti modi di difendere, tra cui anche alfiere di 2 sarebbe stato senz'altro un modo accettabile di continuare la partita, se non fosse che alfiere di 2 è proprio la linea principale. Cavallo di 2 arrocco corto, alfiere G2, pedone per C4. Momento importante perché durante il corso della partita, soprattutto in questi schemi stile catalana, c'è un momento in cui il bianco lascia questo pedone non difeso. Non difende il pedone perché cerca un compenso dall'altra parte, quindi nei panni del nero ci sarà un momento in cui il nero cercherà sempre di catturare quel pedone per mantenerlo in più oppure restituirlo per ottenere una posizione più semplice. Vediamo come è andata in partita. Dopo la cattura in C4 è stata giocata a 3, cercando di scacciare l'alfiere da questa diagonale. Ovviamente se l'alfiere andasse indietro, cavallo per C4 darebbe al bianco una posizione abbastanza comoda. Come vedete abbiamo entrambi i cavalli pronti per saltare e occupare una casa centrale importantissima, quale E5, e poi più avanti abbiamo la possibilità, quindi torno alla posizione di prima, di con calma progredire l'avanzata dei pedoni, magari con la spinta E4 per poi giocare D5. È importantissimo per il bianco fare il tutto ovviamente nelle condizioni ideali, quindi con arrocco corto. Dopo A3 sulla scacchiera, cattura in D2, alfiere per D2, cavallo C6. Posizione molto interessante. Il nero sembra aver mantenuto il pedone di vantaggio, perché effettivamente questo pedone non è attaccato da nessuno e dunque il bianco deve cercare un modo per riprenderlo. Ma l'altra mossa parecchio curiosa e interessante del nero è cercare di avere iniziativa contro questo punto D4. Adesso facciamo attenzione perché in caso di difesa con alfiere C3, che potrebbe più avanti magari preparare qualche manovra di cavallo per catturare questo pedone, e vediamo che ci sono sempre problemi nella difesa del pedone centrale, quindi questo giro di cavallo alla caccia del pedone C4 per mantenere un equilibrio materiale non è così facile da realizzare. Dopo cavallo C6 l'unico modo effettivo per manovrare, per recuperare il pedone, è difendere immediatamente D4 con E3, punto mossa giocata. Donna D7, torre C1, attacchiamo col pedone, B5 nuovamente materialista. E anche qui un dettaglio importante: per quale motivo il nero ha giocato donna D7? Semplicemente per mantenere il contatto e la difesa col cavallo in C6, perché aveva già in mente l'idea di spingere in B5, quindi quando il pedone nero andrà in B5, così come è avvenuto in partita, qualcuno dovrà difendere il punto C6. B3 sulla scacchiera, torre B8, arrocco A5. Ok, in solita situazione di compromesso, io ho da una parte il pedone in più, il mio avversario ha il compenso di avere la coppia degli alfieri in gioco, quindi questo già potrebbe essere importante, però il centro non è totalmente aperto, quindi bisogna cercare di aprire il centro e per farlo da bianco siamo anche disposti a dare ulteriore materiale. Cavallo 5, pressione sul cavallo in C6, pressione sulla donna, il cambio è obbligato, prendo e il cavallo nero si posiziona nell'ottima casa centrale. Alfiere per A5 pareggia il materiale all'interno della scacchiera, però come dicevo prima l'idea del nero è
restituire il pedone di vantaggio ottenendo una posizione più comoda. Questo è un momento importante perché dopo pedone per c4 possiamo anche notare che torre per c4 potrebbe essere una delle mosse candidate. Dopo torre per c4 la posizione è parecchio equilibrata, probabilmente sta meglio il nero per via di questo piccolo dettaglio tattico, tanto piccolo magari no, però alfiere a6 guadagnerà la qualità, quindi quel pedone c4 indirettamente è ancora difeso. E4 giocata, il cavallo si sposta, la donna si sposta in g4, quando forse dal punto di vista materialista l'ideale sarebbe stato il cambio delle donne seguito probabilmente dall'attacco sul c4. In che modo? Magari ho sempre questo contatto su c4 con l'idea di rimuovere il cavallo con il mio alfiere, quindi sposto la torre, alla prossima magari catturo qui e cerco di riprendere in c4. Se lui dovesse difendere con alfiere b5 ho sempre alfiere f1 per portare un altro attaccante. Dettaglio importantissimo: l'alfiere di case nere è pronto a essere cambiato sul cavallo, quindi a quel punto la parità materiale sarà di nuovo ristabilita. Tornando alla partita, e4 sulla scacchiera, siamo alla mossa 17 e donna g4 da parte del nero, che cerca chiaramente da una parte di mettere da parte l'idea di recuperare quel pedone di svantaggio, dall'altra cercare di impostare un gioco dinamico. Vediamo effettivamente se ci riuscirà. Donna b5, alfiere b4, torre d3 sulla scacchiera, proposta di cambio di torri perché semplicemente si vuole cercare di occupare e creare minacce sull'ottava traversa. Il nero rifiuta questo cambio giocando alfiere a6, dunque f4, e qui siamo nel punto di non ritorno. Il bianco sta investendo tutte le sue energie per dare scacco matto al nero, però se il nero riuscirà a difendere, cosa che sembra nell'area difficile ma possibile, tutto potrebbe essere controproducente. Prima minaccia di matto, minaccio matto sulle case nere, quindi g6 è obbligata. L'idea potrebbe essere donna h4, donna h6, qualcuno dirà beh, ti ho dato matto in g7, non può più difenderlo. Sbagliato, perché c'è questo scacco intermedio in c5 che permetterebbe al nero di tornare indietro, difendere tutto e poi concentrarsi per l'avanzata del pedone c. Occhio che il pedone c è veramente vicino alla promozione. Io lo spingo di una casa, guadagno il tempo su quella torre che mi permette poi di appoggiare l'altra torre in b1 con evidenti continuazioni da promozione. Dopo g6 il bianco decise di giocare f5, quindi c2, minaccio la cattura della torre con dettaglio importante scacco, quindi torre c1 e donna d3. A questo punto la promozione è minacciata via torre b1, in alcuni casi via donna d1 scacco, in alcuni casi donna e3, dettaglio importante perché attacco il re con scacco e anche quella torre che non è difesa da nessuno. H4, dicevo prima, è il momento di giocare il tutto per tutto, e allora il bianco si lancia in un attacco disperato e vediamo un po' come andrà. Pedone per e6 sulla scacchiera, chiaramente se pedone cattura in e6, scacco di donna, re si sposta, scacco di nuovo e si chiude la partita in bello stile con questo scacco matto, coordinazione donna alfiere. Ovviamente Anton Guijarro non è caduto in questo tranello tattico e ha giocato donna d2. Pedone per f7, mossa obbligata, re cattura. Come vedete la donna mantiene il controllo della donna avversaria, quindi non ci sono più scacchi all'interno della scacchiera. Alfiere g5, attacco donna, e alfiere 2, contrattacco donna. Guardate quanto è simpatica questa posizione. Per quale motivo è necessaria questa mossa? Perché il bianco, tra le tante, stava minacciando anche questo ingresso in f3. Donna h3 si difende, donna c1, due donne all'interno della scacchiera e chiaramente qualsiasi cambio a disposizione da parte del bianco. Il bianco è vero che può catturare una donna, però lo svantaggio materiale è evidente. E6 scacco intermedia, però il re si nasconde qui nella casetta, nella casa E8, e diventa inattaccabile. Come concretizza il nero? Il nero ha così tanti modi per concretizzare che uno di questi potrebbe essere restituire materiale per poi giocare una posizione più semplice. Immagino che il piano più veloce sia senz'altro quello di posizionare la torre sulla traversa 2 contro il re avversario per poi creare qualche tema di matto. Rivediamo dunque questa partita Egitto contro Spagna.
se non sbaglio seconda scacchiera, Anton Carro con il nero contro Adli, grande maestro egiziano. La partita dunque è andata in questo modo: G3, siamo rientrati nella catalana, col fiere di 2 a Roccocorto, pedone per C4, tipica situazione, il bianco cede un pedone a un nero materialista. Vediamo un po' come è andata, rivediamola insieme. Cavallo C6, dettaglio importante, attacco il pedone centrale che viene difeso con E3, donna D7, torre C1, e dopo B3 scelta pratica per il bianco che vuole aprire la posizione per creare qualche problema. Cavallo 5, cambio al centro, il cavallo salta al centro, alfiere per A5, parità materiale, però attenzione che il pedone C chiaramente è un problema. In questa posizione il bianco ha deciso di investire il tutto per dare scacco matta al nero, ma il giocatore spagnolo si è difeso bene e non ha permesso questo attacco. Cavallo A4 potrebbe essere stata una mossa che sia sfuggita al giocatore egiziano. Infatti dopo cavallo A4 alfiere 7, ma dopo il cambio il pedone C allegramente si avvicina verso la promozione. Donna D3, tante frecce colorate, l'idea principale è chiaramente lo scacco per catturare la torre. E così avviene, non perché il bianco non l'abbia vista, ma perché il bianco è consapevole che la sua posizione è molto difficile, quindi deve restituire e non può perdere tempo nel difendere pezzi. Pedone per F7, alfiere G5, alfiere 2, dettaglio tattico importante, la donna retrocede indietro e la promozione è qui sulla scacchiera. E6, ultimo tranello tattico, ma dopo Re 8 la partita si conclude, non ci sono più scacchi e questa è una splendida vittoria da parte del fortissimo giocatore spagnolo. Come sempre l'invito è quello di seguire i canali di Matto Scacco, appuntamento in un prossimo video, ciao a tutti!